Ricomincia così con lo scontro tra i campioni d'Italia e la neopromossa campionessa proprio su questo terreno. Il Cotton Club ha perso la finale di Supercoppa italiana, il Real Granella è stato estromesso dalla Coppa Italia al primo turno preliminare da Gem Fitness Calcio a 8. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Oggi si tratta solo della prima giornata di Serie A della Lega Calcio a 8. Tremolio in torretta per l'arrivo del pubblico sottostante di ospiti qua sopra al nostro fianco e intanto andiamo a leggere la lista dei convocati con i quali le due squadre vanno a presentarsi all'appuntamento dell'esordio stagionale in regular season, cominciando dalla squadra ospite, seppur si può già trattare, possiamo dirlo, di un derby qua al Ciriaci, il Real Granella che porta il suo esordio nella massima serie contro i campioni d'Italia del Cotton Club, il numero 13 Alesse, 9 Angelucci, col numero 8 Cannillo, 4 De Seta, 3 Fattori, 5 Gileno, 2 Greco, col 12 Pitruzzella in porta, 6 Ruggero, 1 Stancati, 7 Tiziano Tiberti, ex Bacci Immobiliare, col numero 10 Lorenzo Tramacere, l'uomo simbolo della promozione, della grande corsa che poi da Ripescati ha portato il Real Granella a giocare questa gara. Mister Brutti è squalificato, così come il presidente Maurizio Giuseppucci del Cotton Club che dà il calcio d'avvio a questa gara. Cotton Club che giunge con 8 giocatori contati all'appuntamento, defezioni e infortuni, non ci sono squalifiche per questo appuntamento se non appunto dal punto di vista dirigenziale. Qui Nolano prova subito a calciare dalla distanza e conquista il primo calcio d'angolo. Nolano che in lista è insieme al numero 44 Barbarella, al 7 Fatati, al 10 Rocco Giordano, col 23 c'è Davide Lefevre, con l'8 Matozzo, col numero 1 in porta Santarelli, col 21 Zamperini il capitano, poi Alan Sabatini in maglia numero 4. Non era corner ma fallo laterale in zona d'attacco, primo fallo del Cotton Club in intervento di Lefevre irregolare. Naturalmente trattasi non di Rocco Giordano, del brevilineo calciatore che abbiamo visto all'opera invece contro il Testaccio e calcio 8 in Supercoppa, ma di Marco Giordano che è ora in possesso di palla, gliela sradicano in qualche modo, è Tramacere a impostare l'attacco per il Real Granella, tutto mancino Tramacere, intercettato da Giordano, allora Sabatini, da Matozzo che si addormenta sul primo pallone, Veronica di Tramacere, poi destro da fuori, subito pericoloso il Real Granella. Santarelli ha osservato uscire il pallone alla propria destra e non ha comunque corso brividi particolari. In questo caso una difesa del Cotton Club che è totalmente ridisegnata, manca il solito 7-3 con Tinazzi Conti Zamperini, ma è il capitano a giocare in coppia con Alan Sabatini all'esordio nella Lega. Qui Lefevre che riprende il posto da titolare con l'assenza oggi di Mirko Forcina, prova ad andarsene sul settore destro di Potenza, vanno a chiuderlo in due, bravo soprattutto il numero 4 De Seta del Real Granella a tagliargli la strada con la spalla destra. Barba a sinistra, così. Alesse ha giocato sulla propria destra, De Seta, formazione giovane quella del Real Granella che potrebbe comunque con l'entusiasmo giocare un brutto scherzo ai campioni d'Italia che dal loro esordio nella massima serie con 2 regular season e 2 scudetti poi vinti a fine stagione hanno comunque il cruccio di non aver mai vinto per ora la gara d'esordio. Ricordiamo una sconfitta 2-3 contro il BM di Gianicolo al primo anno in Serie A, il pareggio 0-0 col De Angelis lo scorso anno. Qui Nolano nel frattempo prova a dimostrare che non è d'accordo, serve subito la mano in corner di Stancati. È Stancati e non Pitruzzella in porta. A triangolo, così. Calcio d'angolo Cotton. Marco, non guarda la palla, Marco. Lo batte Matozzo. A giro è teso in area di rigore dove arriva Lefevre sul secondo palo. Alto non di molto, totalmente dimenticato dalla difesa del Real Granella che corre il secondo pericolo nello spazio di pochi minuti. Siamo giunti nemmeno al quarto, ancora 0-0 tra Cotton Club e Real Granella con un ottimo cambio di gioco. Sulla destra agisce il Real Granella che crossa Santarelli, blocca senza problemi e fa ripartire velocemente Marco Giordano, se l'allunga, poi serve il movimento di Lefevre, sbagliato ma il possesso è di nuovo del Cotton Club. Nolano aspetta che Giordano venga a battere la rimessa, si porta nei pressi il numero 3 Fattori del Real Granella, ma il pallone è già dall'altra parte. Nolano
in verticale, la protezione di Barbarella sul primo pallone toccato. Allora Nolano, servito da Giordano, va da Matozzo il suo sinistro, è una buona idea, è comunque ancora sballato, ma sta prendendo la mira del Cotton Club e con tiri dalla distanza prova a sbloccare una gara dove il Real Granella non solo si difende, ma qui imposta anche con coraggio, seppur costretto dal pressing dei campioni d'Italia, a scagliare il pallone in fallo laterale. Il laterale non lo deve battere, il difensore, il laterale, dillo No, Zampe. batte Davide e Marco. Lefebvre, Palleggio, veloce. Matozzo da Alan Sabatini. Le zampe se vuoi, A testa alta Sabatini, il suo lancio è buono, Barbarella allarga il gomito, è caduto male il numero 4 del Real Granella, l'arbitro interrompe subito il gioco, va a chiedere sportivamente scusa a Barbarella che ha allargato la lettone, ma siamo sicuri che il colpo l'abbia preso in caduta il numero 4 Ivan De Seta. Si danno naturalmente il 5-2. Formazione seppur giovane, sicuramente fisica, quella del Real Granella, soprattutto dietro. Tramaceri prova a portare la bandiera dei suoi, cedendo a De Seta. Ancora Lorenzo Tramaceri sulla sua sinistra, converge il numero 10 Amaranto. Cotton tutto dietro la linea del pallone. Allora Ivan De Seta, molto cercato in questo avvio, prova ad incunearsi, finisce alla fine Zamperini dopo il mancato controllo di Angelucci per rientrare in possesso e andare da Lefebvre nell'insolita posizione di esterno sinistro, in palleggio a due tocchi, come chiede Piccheri va il Cotton Club, ora con Nolano, ancora in posizione di tiro Nolano, attenzione che gli lascia spazio il filtrante. È controtempo per Barbarella, acquisto dell'ultima ora da Code 272. Un giocatore che aveva davvero ben impressionato sul finale della scorsa Lega. Rimpallo perso, Nolano la nasconde, bene a centrocampo, servendo Matozzo. Buona palla a Barbarella, dal limite prova a liberare il sinistro, Matozzo ancora da Nolano, il destro che parte e si stampa sulla traversa, rimane lì il pallone e poi c'è una spinta. Super Nolano in questo avvio, subito due sferzate dalla distanza del 24. Simo, in mezzo c'è meno spazio, più veloce la giocata. Nostalgia della rete per Nolano, che è andato in doppia cifra lo scorso anno, ci è andato 2 anni fa. Duttile e soprattutto nella scorsa stagione, ricordiamo nelle gare chiave come fosse riuscito ad essere decisivo nonostante i pochi minuti che gli concedeva poi Pinna sul terreno di gioco, ma ha mandato sempre con estrema sapienza in campo da Mister Pinna, che quest'anno per problemi familiari sarà molto meno presente rispetto alle scorse stagioni, ma che siamo certi almeno i big match non se li perderà. Qui sale la pressione del Cotton, in difficoltà il Real Granella che comunque tiene con coraggio in difesa. Qui Angelucci anticipato da Sabatini, Tramaceri forse a gamba tesa, poi fischiato il fallo di mano a Nolano. No, il fallo è stato subito infatti da Alan Sabatini, ma a chiedere scusa Simone Angelucci. Partita semplice per ora da dirigere per i direttori di gara. Matozzo, Barbarella indietro, Nolano, Marco Giordano, Alan Sabatini, Matozzo, oggi a Lefebvre, Tramaceri sulla sua strada, dribbling e buona offerta qui sulla sinistra da Fattori, in 2 contro di lui vince il rimpallo Fattori, poi Sabatini lo getta a terra. Non ci sono proteste da parte del Cotton Club, era andata a chiudere con 3 giocatori, la squadra campione d'Italia è stata sfortunata perché sul rimpallo 1 contro 3. Fattori bravo a passare, il sorriso fuori dal campo di Brutti che sicuramente si sta godendo la prestazione gagliarda dei suoi, che almeno timori reverenziali in questo avvio non ne mostrano. Angelucci o Tramaceri? 3 in barriera apposti da Santarelli, che ha anche il problema di un uomo lì vicino. Angelucci su un tiro deviato dalla barriera e torna l'incubo delle punizioni deviate per il Cotton Club. Qui altro brivido per Santarelli. Corner dall'altra parte. Solo un uomo del Real Granella in area di rigore. Il pallone finisce proprio a lui che lo gioca verso il secondo palo. Santarelli blocca senza problemi. Nolano, Marco Giordano, converge Giordano da Matozzo, che oggi rispetto alla partita col Testaccio sembra aver trovato una posizione migliore da occupare in campo. Sabatini,
Giordano da Matozzo, ancora con idee chiare, poi di prima Nolano a cambiare gioco in bello stile, dall'altra parte Lefebvre, gioca per la squadra da Matozzo. Zamperini. Uno che sta allarga qui. Con calma il Cotton Club, ma anche con tanti uomini ad arrembare finché poi Zamperini va a calciare una trasformazione rugbistica contro la rete del Ciriece. Stancati. Il suo rinvio è facile preda di Sabatini, poi Giordano di testa. A centrocampo si lotta, Sabatini deve coprire la rimessa dal fondo che batterà Santarelli a breve. Davide, se sale sulla prima punta si accompagna. Bravi, palleggiala. Sabatini. Porta palla Sabatini. Barra sotterra, va male perché Tramacera era proprio lì ad attendere il passaggio. Un ottimo filtrante, serve la copertura di Zamperini e Santarelli che per un attimo si perde il pallone. Una giocata di fino da parte di Sabatini, dove forse era preferibile una giocata semplice per giocatori forse più tecnici che davanti possono dirla loro nello stretto, come Barbarella, forse toccato da dietro. Spinto Barbarella, ma sicuramente con mestiere da parte di Alessi. Un bel duello quello tra il 44 e i centrali del Real Granella. Presenza di Barbarella che per ora costringe Lefebvre largo sulla fascia. Qui Angelucci dalla distanza. Lo conosciamo per essere uno dei migliori realizzatori dalla distanza del girone di Serie A2 del Ciriaci. In Serie A è un'altra cosa, ma sicuramente quelle qualità non si regalano a nessuno. Simo Sali, Simo Sali, Zappe Sali! Sali! Il suo passaggio in verticale è mal letto da Marco Giordano. Sfuma un'altra occasione per il Cotton Club. Siamo giunti quasi all'11° minuto nel corso del primo tempo. È sempre 0-0 tra Cotton Club e Real Granella, con una pressione costante da parte dei campioni d'Italia e con un Real Granella che dopo qualche minuto di impasse ad inizio gara sembra aver preso le misure in campo, ruotando attorno al compasso di Tramacere che riesce anche a far distendere bene la squadra in pressing. I compagni lo seguono. Giordano da Lefebvre, non molto efficace dalla posizione di esterno, si sacrifica comunque per il bene della squadra, rimane lì a sinistra. Sabatini, Zamperini, pensa ancora una volta al tiro, poi va in verticale ma manca filtro a centrocampo, cercano direttamente le punte i difensori del Cotton Club. Rischiano tantissimo su una pressione che rimane comunque alta da parte del Real Granella. Pallone allargato da Barbarella a Matozzo, converge Matozzo, il tiro è deviato, si accontenta della rimessa laterale nei pressi della sua panchina. Giordano, con eleganza Giordano, da Matozzo che calcia, chiudendo troppo il mancino. Sono buone le soluzioni quando i giocatori del Cotton Club riescono con semplicità a chiudere gli 1-2 in attacco, meno buone invece quando si tentano delle imbeccate in verticale da dietro, con un Real Granella tutto chiuso a protezione della porta di Stancati. Proteste di Zamperini, Tramaceri. Nel cerchio di centrocampo va da Fattori. L'appoggio lì, poi Tramacere sposta palla in mezzo a due. Va da De Seta, buona palla su Angelucci, la protegge col fisico e poi Zamperini, un po' sul pallone ma soprattutto sulla gamba. Come l'ho detto prima, dai. Real Granella che naturalmente non giungeva con i favori del pronostico, soprattutto dopo il 5-0 partito in Coppa contro il Gem Fitness Calcio 8, ma che sicuramente dimostra che le qualità che l'hanno portata a giocare questa Serie A non sono assolutamente casuali. Bravo Davide, Davide palla uomo. 4 in barriera. Tramacere o Angelucci. Non ti aprissimo. Angelucci contro la schiena, crediamo di Barbarella. Fallo laterale Real Granella. Dalla sinistra è battuto. C'è la buona protezione di De Seta da Fattori, che scava, scusate, non era De Seta. Qui intervento a gamba tesa di Giordano, altro calcio di punizione. Non si trattava di De Seta ma del numero 8 Cannillo. Quanti ne va in barriera? Barba,
Marco Giordano e Barbarella in barriera. Devi uscire dal portiere. Simo, sali. Angelucci tocca a Tramacere. È uno schema che si chiude fino a un certo punto. E Tramacere è caduto a terra, ma lo sgambetto l'ha fatto lui. Mette subito a tacere le proteste il direttore di gara. Ha ricominciato a giocare il Cotton Club con Matozzo dalla distanza. Stancati sulla ribattuta Barbarella, va altissimo. Ma idee chiare quelle di Barbarella, che vuole andare direttamente alla conclusione in porta. Su un tiro beffardo da fuori di Matozzo, sicuramente non perfetto l'intervento di Stancati. Prova ad andarsene il Real Granella sulla sinistra, l'intervento di Sabatini per fallo. Sai a fischia tutto. Oh, è un anticipo proprio. Non si è lamentato manco tu. Tramacere da qui può anche calciare. Parte Lorenzo Tramacere. Va a giro sopra la barriera, ma Zamperini incombe a centro area. Di nuovo Tramacere sul petto di Cannillo. Paziente a giocare indietro, poi da palla in verticale il Real Granella che la riconquista velocemente qui vicino. È buona la pressione del Cotton Club con Barbarella che va da Matozzo, veloce da Giordano, di prima dall'altra parte, arriva Davide Lefebvre. Può controllare, però marcato, allora va di prima per Matozzo che si chiude malamente nella pressione di tre uomini. Non facile il pallone che gli aveva servito comunque Lefebvre. Nolano ancora una volta dal limite, controlla e poi va col destro. Nolano, la luce in mezzo all'ombra del centrocampo del Cotton in questo avvio. Vedi pressione, chiama Nolano più su. Buono anche questo anticipo, contrato al momento della conclusione, difficilissimo farla pervenire tra i pali difesi da Stancati, ma il numero 24 sembra essere uno dei più in palla, anche se qui viene nettamente esaltato. Occhio al Real Granella che va al limite, Tramacere fa un gol pazzesco al volo col cross dalla destra, controtempo su Santarelli, Real Granella in vantaggio con una perla del numero 10. Dai, gioca! Il primo errore di Fabrizio Nolano, uscito male su una pressione che non pensava si tramutasse nel gol che potrebbe facilmente diventare il più bello di questa prima giornata. E ora serve davvero una notte da grande Cotton Club per ribaltare una gara che il Real Granella stava ben giocando in questo primo tempo col contenimento, è andato in vantaggio. Qui il cross di Marco Giordano è ribattuto. Nolano subito adesso con la pressione d'entusiasmo del Real Granella con De Seta. C'è l'incitamento da fuori anche di mister Brutti e dei supporters del Real Granella. Deve un po' stringersi intorno ai propri uomini chiave il Cotton Club, che sicuramente non stava mal giocando dal punto di vista estetico, ma che era poco pratico nelle conclusioni offensive, anche a merito delle linee molto corte degli Amaranto in copertura. Nolano prova ancora lui, Angelucci si prodiga in copertura, poi Nolano, il fallo in ritardo su Cannillo. Allora attenzione ancora ad Angelucci, un tiro che diventa un assist, un retropassaggio di Zamperini per Santarelli. Il gesto delle orecchie di Lorenzo Tramacere. Si è fermato subito dopo aver calciato col mancino. Sabatini sul volto di un avversario costringe Matozzo a ripiegare in orizzontale da Zamperini. Servirebbe forse un time out al Cotton Club per riordinare le idee. Qui l'intervento in scivolata. Tre fattori. Zamperini. Nolano va a parlare con l'arbitro, Zamperini lo distanzia. Cominciamo a arbitrare bene, mi sta che romper cazzo, allora devi ammonire pure questo, ammonisci al mio, fagli bravi, Zamperini, Matozzo, alla prossima. appoggio su Barbarella, scivola per un attimo Angelucci, Marco Giordano, forse sul pallone, forse sulla gamba, arriva l'arbitro che vuole... Simo, giochiamo!
vuole cercare di dirimere le questioni. Che scarsi che siete, oh! Barba, indirizza Coppi, dopo là. Tramacere. Sali Simo. Vai Barba. Appoggio corto, il pallone è giocato dall'altra parte, Lefebvre sale Dai, andiamo Fabri! direttamente in fallo laterale. Time out chiesto dal Cotton Club che deve riordinare le idee con il Real Granella in vantaggio 1-0 al 18esimo. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità. Il time out l'aveva chiamato un Cotton Club che aveva bisogno di riordinare schemi in campo perché stava rischiando anche di subire il 2-0 da un Real Granella che è partito in maniera gagliarda e sulle ali dell'entusiasmo di un colpo di classe straordinario da parte di Lorenzo Tramacere. Si è raccolto appunto intorno all'ottima prestazione del suo numero 10, lo stavamo sottolineando anche in apertura, e dopo il gol del vantaggio ha assunto man mano sempre più sicurezza. Qui va a terra Barbarella, non c'è fallo. Partita che rischia naturalmente di diventare dura perché seppur siamo solamente alla prima giornata, il Cotton Club ha perso la finale di Supercoppa italiana. Il Real Granella la prossima giocherà contro un avversario altrettanto proibitivo, la Golbet Calcio 8, sempre su questo stesso terreno del Ciriaci. Zamperini usa le braccia ma il fisico in maniera regolare secondo l'arbitro. Allora Nolano, Matozzo, converge Matozzo, la sua conclusione rasoterra, si distende stancati e para bene. Di petto Angelucci, bello stile da Tramacere, pressato da dietro, la palla non giunge bene ad Angelucci. Fallo conquistato da un Lorenzo Tramacere che continua a dettar legge nel centrocampo del Real Granella. Colpi di classe, grande personalità, ottima capacità anche di calamitare le attenzioni dei compagni di squadra intorno a sé. Bravo nel attrarre gli avversari, nel farli cadere in tentazione verso qualche fallo. Nonostante stia giocando contro dei giocatori di grande esperienza all'interno di questo circuito, Tramacere va verso il compagno, si ricomincia da dietro, anche più uomini in panchina, il Real Granella volendo per rifiatare, anche con De Seta ora che gioca indietro. Con gran calma si va a sinistra dal numero 7 che va in verticale. Angelucci è anticipato, Zamperini è andato direttamente da Santarelli. È un Cotton Club un po' lungo sul terreno di gioco. Sabatini, Zamperini, Nolano, linea di metacampo varcata ed è servito Simone Matozzo. Nolano poi alzando un campanile dove Barbarella va a lottare. Matozzo da fuori controlla, il destro nel suo piede, prova a liberarsi in un fazzoletto. Angelucci da terra riesce a far correre un compagno che la tiene addirittura in campo, è il numero 7 Tiberti che rientra. Ancora Tiberti, ha un appoggio per Tramacere, si disperano quelli del Real Granella. Era un ottimo contropiede questo, errore marchiano da parte di Tiberti. Zamperini, lunghissimo il suo lancio, ha recuperato velocemente il numero 13 Alesse. Poi Matozzo, ancora in confusione nella prima impostazione il Cotton, con Zamperini che va direttamente da Marco Giordano. Barbarella di prima, ora bene per Lefebvre. Lefebvre col destro che si stampa sul palo, secondo Legno Cotton. C'è Angelucci, c'è l'intervento di Barbarella, c'è il calcio di punizione fischiato dal direttore di gara. Alla ferma! Oh, arbitro, ma come tutti a sfavore, oh? Tutti a sfavore, oh? Mirko Ruggero. De Seta. Faccia contenti, De Seta gioca sempre semplice, tante volte dietro, ma raramente perde il pallone. Come in questo caso va bene centralmente dal suo compagno Cannillo. Le lunghe leve di Cannillo che protegge bene, aggirando il pressing abbastanza individualista del Cotton Club. Allora Tiberti, da Tramacere. Sali Barba che sono chiusi. A destra, ancora Tramacere. Anticipato da Fabrizio Nolano. Messo giù da Tramacere, calcio di punizione. Sulla palla, Lollo! Zappè, quando ci vedi pressione, te Alan, dovete fare 5 metri su, ma 5 metri su, non ce n'hai ragione, è così! Copertura di che non ce l'ha l'uomo?
Siamo lunghi. Fabrizio Nolano sembra voler andare direttamente al calcio verso la porta di Stancati. La sua rincorsa, il destro secco che parte sulla sua traiettoria. Cannillo con coraggio in fallo laterale, prosegue incessante naturalmente l'incitamento da fuori dei supporters delle Real Granella, che apprezzano coraggio ma anche ottime qualità che stanno mettendo in mostra, molto più oggi rispetto che alla partita contro Gen Fitness. I ragazzi in Amaranto che non vogliono assolutamente fare da comparsa in una Serie A che avevano praticamente conquistato sul finire della scorsa stagione, salvo poi perdere clamorosamente prima tramite i playoff, poi con la semifinale di Coppa Italia, eliminati dalle due squadre di Roma Nord, prima del Peperino poi dal Momis, la chance di giocare nella massima serie, poi il ripescaggio. Nolano nel frattempo tiro deviato, calcio d'angolo. Dicevamo il ripescaggio delle Real Granella per meriti sportivi, avevano praticamente vinto tutte le gare della stagione qui al Circolo Ciriaci. Dal corner Matozzo a rientrare, c'è un colpo di testa che libera l'area di rigore. Alan Sabatini da fuori, la vuole rigiocare tesa dentro, il tacco che finisce di poco fuori. Stancati. Davide Torri dica un centrocampo, da. Sabatini ed Angelucci, è un ottimo duello fisico. Angelucci non ha paura di due colossi e certo ha grossi problemi con Zamperini, sembra giocarsela meglio contro Alan Sabatini. Ora proprio il capitano in vesti di ultimo uomo di impostare da Alan Sabatini, che calcia dalla distanza. Tentativo velleitario che chiude un primo tempo che il Real Granella meritatamente finisce in vantaggio per 1-0. Due legni per il Cotton Club che deve registrare qualcosa nei secondi 25 minuti della prima giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Per ora è tutto dal Ciriaci. Si riappropinquano verso il cerchio di centrocampo Cotton Club e Real Granella, prima giornata di Serie A della Lega Calcio a 8 e il Real Granella, neopromosso, il campione qui delle Ciriaci in Serie 2, sta battendo per 1-0 i campioni in Italia del Cotton Club grazie a una rete straordinaria di Lorenzo Tramacere. C'è da dire che il Cotton con Nolano e Lefebvre ha colpito due legni che ha avuto le sue occasioni per pareggiare, ma il Real Granella è sembrato sempre in partita e non è sembrato assolutamente fare la gara della vita, semplicemente con tanta freschezza di idee, con tanto entusiasmo, probabilmente con la fame di battere quelli che da 2 anni sono i dominatori assoluti della Lega Calcio 8. Sta giocando una grande prestazione nonostante il suo mister e condottiero sia fuori per squalifica. Non stanno mancando le indicazioni, non stanno mancando le grida dei supporters che sono giunti giustamente per questo storico esordio in Serie A. Sono proprio i ragazzi in maglia Amaranto Granata. C'era prima la disputa qui col collega Emiliano e Pirri in merito al colore delle maglie del Real Granella, pronti a battere il calcio d'inizio della ripresa. Non là. Esci da qua, passaggio zampe da arriva, muovi sta palla, muovi. Ha fretta di ricominciare il Cotton Club, ha fretta di battere Simone Angelucci, che va diretto verso la porta, chiudendo troppo il destro, prima rimessa dal fondo per Simone Santarelli, che non ha effettuato il parate all'infuori dell'intervento mancato, possiamo dire, sul gol di Lorenzo Tramacere, ma è un sinistro che ha colto di sorpresa praticamente tutti, tranne il protagonista in maglia numero 10, che dal momento del tiro si era già inginocchiato, aveva portato le mani alle orecchie, conscio di aver fatto una giocata straordinaria. Qui una giocata straordinaria la fa Angelucci, che se ne va in mezzo a 4 e la tiene fino in fondo. Angelucci la cede a Cannillo, il tiro Santarelli, un miracolo a togliere il raddoppio al Real Granella. Inizia la ripresa con una parata straordinaria di Santarelli su un dribbling in slalom gigante di Angelucci, che ha ancora una chance, va contro il primo palo. Che intervento di Santarelli sul destro di Cannillo, liberato da un dribbling infinito di Angelucci, che ha lasciato lì nell'ordine Marco Giordano, Alan Sabatini, Nolano e Zamperini in una volta sola. Dimostra di poter essere uno dei nuovi crack della Serie A. Fallo laterale nel frattempo per il Cotton, che passato il primo pericolo della ripresa continua a essere sotto 1-0 ed attacca per evitare la seconda sconfitta consecutiva in questo avvio di campionato, dopo quella occorsa lo scorso lunedì allo Sport City nella finale di Supercoppa italiana, quando il gol di Mirante sancì la sconfitta appunto contro il Testaccio Calcio a 8. Qui è in area di rigore Barbarella ad usare le maniere forti su due difensori, spingendo l'avviso del direttore di gara. Stancati.
Gioca da Ruggero. Tramacere vuole far correre verso Angelucci. Zamperini. Palla su Lefebvre. La protegge Lefebvre. Fallo laterale per il Cotton Club. Veloce. Battuto velocemente verso Matozzo. Marco Giordano. Ha dato il vantaggio. Giordano prova ad irretire l'avversario con un dribbling, poi va con il piede opposto. Cerca una discreta cornice di pubblico dietro la porta ora occupata da Stancati. Non fatichiamo ad immaginare che siano altri supporters del Real Granella che si sono ora spostati dietro la porta del proprio portiere per incoraggiarlo ancor più. Non sembra servire, coraggio a Cannillo invece, che se ne va alla grandissima andando da Tiberti che salta Sabatini. Sono soli dentro in due, il tunnel poi su Zamperini, rinviene Sabatini, ma palla ancora paurosamente la difesa a due del Cotton. Nolano pressato immediatamente, finisce per perdere il pallone, poi Di Grinta lo riconquista, viene trattenuto, calcio di punizione il Cotton Club che è assediato dal gran pressing del Real Granella di Brutti. Nolano va troppo velocemente sul petto di Cannillo, allora Tramaceri gestisce tempi e palloni da Cannillo, torna indietro Lefebvre con un calcio di punizione assegnato al Real Granella per il fallo del 23. Interessa la palla, Davide. Forza per i partiti, ogni volta. Tramacere vuole andare lui col mancino. Davide va. 4 volte che ripartiamo e fanno fallo. Non ti ricordi il cartellino. Questo è recupero. Non ti apri, Davide. La rincorsa di Tramacere. Un pallone teso in area di rigore con un tiro diretto verso la porta di Santarelli. Parte Tramacere, il sinistro da terra, il pallone torna fuori, il controllo è imperfetto, si torna allora sapientemente da Stancati. Esce molto velocemente il Cotton Club, quarto minuto nel corso del primo tempo, sempre 1-0 per il Real Granella con il colpo di testa fuori Cannillo. Ma c'è il fischio del direttore di gara perché in proiezione offensiva il centrale difensivo del Real Granella è andato a spingere irregolarmente Capitan Zamperini. C'è Stancati che si è fatto male nell'occasione. C'è Stancati che si è fatto male nell'occasione precedente. Entra al suo posto Pitruzzella. Sostituzione in porta per il Real Granella. Pitruzzella l'abbiamo visto reattivo e forte in tutto il girone di Serie 2. Ben si era comportato comunque il collega in maglia numero 1 Stancati, scelto da titolare da Mister Brutti, che può comunque contare su due portieri d'ottimo livello, sicuramente in grado anche di competere per una maglia da titolare. Zamperini calcia subito Zamperini, non lontanissimo dalla traversa. Chiedono una deviazione quelli della panchina del Cotton Club. Pitruzzella va direttamente al rinvio su Cannillo, col piatto verso il centro dove controlla Matozzo, verticale da Nolano. Va male Nolano, è impreciso dopo un buon inizio di gara. Un po' adombrata la prestazione di Nolano, che ha rischiato tantissimo Santarelli andando a prendere il pallone ai confini della propria area di rigore, al lato corto. Giordano gioca ancora un po' a casaccio, palla spizzicata male da Ruggero, sale in touche il Cotton Club. Lefebvre dall'insolita posizione di esterno è servito di nuovo Davide Lefebvre, di fronte a sé il Ruggero. Lefebvre, Alan Sabatini, s'addormenta Sabatini, attenzione al numero 4 De Seta che se la allunga sull'uscita di Santarelli. Svanisce un'ottima occasione per il Real Granella in 1 contro 0 praticamente. Matozzo, Lefebvre vuole puntare l'avversario, lo fa convergendo verso il centro offrendo a Nolano. Matozzo, Nolano vuole la botta, Nolano incrocia troppo, palla fuori. Siamo difensori. Mirko Ruggero è sempre lui che va a porsi di fronte al principe Davide Lefebvre ad impedirne le giocate in tiro diretto verso la porta. Per ora Pitruzzella non è ancora impegnato. Il contrario, è tua Zampe. È apposta a fischiare il fallo perché è andato addosso lui. Calcio di punizione dato al Cotton Club. Sembrava aver spinto Zamperini, ma l'arbitro era molto più vicino di noi. Matozzo, Giordano sulla fascia, è un po' chiuso, riesce a crossare, buttato fuori il pallone di testa, poi Zamperini in coraggioso anticipo va alla conclusione, prova il capitano a scuotere il Cotton Club.
sto fischiando il comando. Grazie, grazie. Ci ho parlato io da recupero. Da recupero. Fabri, iniziamo a giocare. Zappè. Quasi 7 nel corso della ripresa, sempre 1-0 per il Real Granella con il rinvio su Cannillo. Nolano ringhia su di lui. Nolano riesce ad andarsene, inseguito da Tramacere. Porta palla il 24, si fa ingolosire dal tiro per appoggia Marco Giordano. Recuperato Marco Giordano, non è lucido, non è fresco, come quel Marco Giordano che ricordavamo una stagione e mezzo fa. Dare comunque discreto spettacolo, soprattutto nelle gare in casa del Cotton Club qui al Ciriaci. Zamperini, Alan Sabatini, Fabrizio Nolano. Fabrizio Nolano riesce ad andare verso Barbarella che controlla ancora male ma riesce a liberare il mancino, poi la palla rimane lì e Lefebvre alla prima occasione in area di rigore riesce a mettere dentro l'1-1 del Cotton Club. Ha dato il vantaggio. Com'è Barba? Com'è? Ha dato il vantaggio. Per una volta spostatosi a centro area di rigore invece di starsene lì tutto largo sulla fascia. Il gol di Davide Lefebvre rimette in partita il Cotton Club, un Cotton che aveva rischiato tantissimo di subire il gol dello 0-2 già in 2 occasioni all'inizio di questa ripresa, ma che ha dimostrato di riuscire a non cedere con i nervi ad un'ottima gara messa in piedi sotto tutti i punti di vista da un Real Granella che dovesse così giocare questa regular season non mancherebbe di togliersi belle soddisfazioni anche contro grandi squadre e potrebbe partire già dalla prossima contro la Golbet, oggi impegnata contro il Peperino. Sabatini va in scivolata, Sabatini la tocca a Barbarella solo per un attimo, poi Ruggero con paura, attenzione che arriva Matozzo, ha il sinistro Matozzo, la inchioda a terra Pitruzzella, non poteva assolutamente nulla naturalmente sul tapin da pochi metri. Cannillo, pressa alto Giordano, larghissimo cambio di gioco, Ruggero non la tiene in campo, la palla fa gol nella panchina del Cotton. Zamperini, Nolano, voglio unità di intenti e squadra corta brutti da fuori, lo sentiamo inveire verso i propri giocatori in questo momento. Lefebvre, il Cotton sembra aver preso il controllo delle operazioni e ruota palla in orizzontale. Giordano ha invertito la fascia ma non riesce a cambiare il risultato delle sue giocate per ora molto infruttuose. Va bene, non c'è nessuno là. Ruggero, Più stretto. Cannillo torna da Ruggero, gioca con calma da De Seta, sposta palla De Seta, tunnela Nolano e si va da Tramacere, sempre nei pressi De Seta, va dall'altra parte da Tiberti, il giocatore d'esperienza del Real Granella, da Tramacere che calcia ancora non lontano dal palo. Davide, altezza mia largo, se la lancia lunga attacchiamo Barba. Gioca, Zamperini, siamo tutti chiusi. Bravo. la sottobra Zamperini, dall'altra parte c'è Matozzo. Matozzo lo fanno correre, lo fanno andare al cross che attraversa tutta l'area di rigore fino al tocco in ritardo di Marco Giordano. Marco, rimani su alto stretto, così, indirizza Barba, è nostra. Colpo di testa di Sabatini. Solo! Marco Giordano resiste ad una pressione portata dagli avversari proprio da Barbarella. Barbarella si accontenta del calcio d'angolo che andrà a battere Matozzo. Ora in costante proiezione offensiva il Cotton Club, ha alzato il baricentro, va a portare Zamperini in area di rigore, Matozzo cerca proprio il capitano, lo stacco a centro area e poi il calcio lontanissimo dalla porta di Nolano, addirittura fallo laterale. Barba, marca di Fezzoni. Laterale rossa, dietro. Questo è recupero, è dal fondo, Ruggero, Dal fondo, è troppo avanti il controfallo. Gioco. È troppo alto, così, ho studiato. Gioco. Ruggero, gli scappa il pallone dalle mani. Almeno 3 minuti ne sta a mettere questo fallo laterale. Gli scappa la palla dalle mani e ricomincia da Tramacere. Va a terra Matozzo, La terra no, se ne va Matozzo, De Seta, Nolano chiede scusa, Nolano è già ammonito, arriva il secondo cartellino giallo dopo quello per proteste. Vediamo la decisione del direttore di gara, speriamo di non aver sbagliato. Sai quello che glielo dà, decidi te quello che glielo dà, dai, decidi te, Ruggero, dai, decidi te. Sì, è il secondo cartellino giallo per Nolano
che va sotto la doccia, Cotton Club che chiuderà in 7. Zappe, pensiamo a giocare. Pensiamo a giocare. Porco Dio, che tira pure questa. Dai, chiave. Simo, 3-3. Marco. Non avevamo dato per inteso la prima ammonizione di Fabrizio Nolano, non ce ne siamo accorti, ma avevamo sentito prima, forse sulla fascia opposta durante il primo tempo, il cartellino giallo. Non l'abbiamo preso, ma dall'espressione di Nolano ci siamo accorti che questo giallo avrebbe avuto un peso specifico diverso. Però il Cotton finisce con l'uomo in meno, i minuti al termine, ne mancano 12 circa ed è 1-1 qui alle Ciriaci nella prima giornata. Ma trovato il pari il Cotton, perde forse l'uomo più importante del suo centrocampo, Tramaceri. Zappa scivola! Gioca! Tramaceri, ancora lui. Nel cerchio di centrocampo Tramaceri porta palla. Ora, naturalmente con più calma tenderanno a voler gestire il possesso del pallone i ragazzi in maglia amaranto. Vanno infatti da Pitruzzella, Ruggero, Tramaceri. Bravo, Barba. Lefebvre si prodiga praticamente da esterno difensivo destro. Angelucci da lì può calciare, va per una sovrapposizione di un compagno, Tiberti che non tiene in campo il pallone. Deve metterci tutto, l'esperienza, anche un pizzico di buona sorte. Il Cotton Club si vuole portare a casa il bottino pieno, senza però scoprirsi, perché con l'uomo in meno nel calcio 8, soprattutto nei secondi tempi, quando le energie verosimilmente, essendo ad inizio stagione, iniziano a scemare, si rischiano dei potenziali incredibili ribaltoni. Alan Sabatini nel frattempo ricomincia con pazienza da Lefebvre, che però alberga costantemente nella propria metà campo, quando nell'unica occasione in cui è stato servito con una palla giocabile in area di rigore è andato a fare quello che sa far meglio di ogni altra cosa. Naturalmente il gol qui in Matozzo, il tiro è però più un tentativo d'alleggerimento per il numero 8. Pitruzzella vuole sacrificio Piccheri, ma vuole soprattutto che i giocatori giochino con la testa, senza evitare di andare in verticale in pressione. Qui Zamperini, l'arbitro non fischia, lascia correre sul contatto con Angelucci. Marco Giordano porta palla, Marco Giordano la lascia lì ad Alessandro Zamperini. Lunghissimo lancio verso Lefebvre, il colpo di testa puntuale è di un difensore del Real Granella, Alesse, che tiene sempre le redini dei suoi lì dietro, lo fa in maniera silenziosa. Sabatini non palleggia con i compagni, va ancora a destra, dove comunque il Cotton porta a casa un fallo laterale. Davide Lefebvre, Sabatini, malamente Sabatini, riesce ad intervenire Zamperini, Pitruzzella la lascia lì, non si fida della presa in un primo tempo, lo fa in un doppio intervento, scusate la ripetizione. Tramaceri, Ruggero, ancora Tramaceri, metronomo, ora che il Real Granella ha l'uomo in più, è lui che si fa servire tutti i palloni per poi giocarli. Ruggero nasconde la palla, Ruggero prova con la punta, il tiro evidentemente non è il pezzo forte della casa, se la ride infatti mentre torna nella propria metà campo. Ce l'ha con qualcuno lì fuori, c'è entusiasmo da parte del Real Granella, che non si aspettava forse dopo la sonora sconfitta contro il Gen Fitness. Una prestazione che comunque poteva avere nelle corde, l'abbiamo vista giocare tante volte lo scorso anno questa squadra qui al Ciriaci, aveva le stimmate della squadra che poteva far la sorpresa in Serie A tante. Qui nel frattempo fugge sulla destra Gileno, Giordano deve recuperare, calcio d'angolo per il Real Granella. No, fallo laterale da zona offensiva, il giovane Antonio Gileno lo batterà. Vediamo se recapita la palla in area di rigore. No, è al limite da Tramaceri, che se ne va con un gran dribbling, irridendo anche a un certo punto Giordano, poi di presenza Zamperini con la spalla. Barbarella prova ad allungare la falcata, attenzione a Barbarella che se la sposta, va al mancino, c'è la doppia chiusura del Real Granella. La partita ora è bellissima perché il Cotton Club, seppur con l'uomo in meno, non disdegna nel provare qualche ripartenza alla ricerca di 3 punti che mai sono arrivati all'esordio dal momento dell'arrivo dei attuali campioni d'Italia in Serie A.
calcio d'angolo battuto teso che attraversa tutta l'area di rigore e finisce dall'altra parte. Si arrabbiano tra di loro con tutti quelli del Real Granella, che naturalmente invece non vogliono vedere sfumare questo risultato e che possibilmente cercano ancora lo scalpo eccellente dei campioni d'Italia. Tramacere, sempre lui. Porta palla ovunque il numero 10, ha un fido scudiero vicino a sé, trattasi di Ivan De Seta. Tiberti da quest'altra parte, Ruggero. Centrale, Simone a sinistra, così. Con calma olimpica torna da Ivan De Seta. Bravo comunque anche egli per tutta la durata della gara, nel non togliere mai la gamba contro centrocampisti di gran valore. Qui la perde in malo modo però il Real Granella. Allora attenzione a Matozzo che fa correre Barbarella, che si distende bene sulla sinistra. Il cross dall'altra parte era sotterra, non trova Lefebvre, ma il contropiede che può spingere Tiberti per il Real Granella. Si ferma il numero 7 perché è bravo il Cotton Club a retrocedere in maniera rapida. Angelucci, un po' scomparso dai radar, va giù sull'intervento di Lefebvre. Calcio di punizione. Chiedi scusa Davide. Santa, quanti ne vuoi? Out, venite qui un attimo. Quanto manca? 17:30. Sembra un arbitraggio normale. Time out chiesto dal Real Granella. Andiamo in pausa, torniamo tra poco.